Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Miei cari, siamo ancora qua, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buoni e belli e bravi ascoltatori. Come vi vogliamo soprattutto bene. belli, come siamo ruffiani. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Anche questa puntata sta per iniziare, una settimana molto travagliata questa, perché è stata con l'inizio del lockdown, quindi della zona rossa, e quindi siamo un po' tutti, non dico spiazzati, perché, innervositi, perché era una cosa che già era nell'aria, però insomma con questa seconda ondata insomma di lockdown proprio totale, insomma ci ha messo un po' alle strette. Allora dai, comunque andiamo subito con i titoli di oggi. Posso partire? Sì. Vai. Allora, proteste dei pescatori scardovari. Poi AstraZeneca sì o no? Mercati e negozi tra difficoltà e voglia di riprendere. Poi restyling di Rosolina Mare. Ultimo, ma non ultimo, Rosolina, colonnine per ricarica auto elettriche. E non solo Rosolina. Dopo comunque approfondiremo svilupperemo un po' la situazione. Allora dai, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. Allora siamo rientrati e siamo pronti per partire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo che andiamo ad affrontare, come sempre. No, non come sempre, sembra che sia sempre lo stesso titolo, no, come sempre il primo titolo per iniziare, insomma, proteste dei pescatori scardovari. Abbiamo fatto un giro di parole proprio per... Sentito come Pignolo, sì, è il vero DJ, proprio dai, bravo. Allora, andiamo. Che dire, ieri c'è stata la manifestazione dei pescatori di Scardovari. Sembrava che tutto a Scardovari funzionasse benissimo, 1500 famiglie che gravitano nel settore pesca, sembrava che il consorzio fosse inattaccabile. Fatto sta che invece c'è questa, aspetta che sposto un attimino, c'è qualche problema, invece c'è questa manifestazione che io non me l'aspettavo, perché i pescatori del Polesine, dice una velina che ci hanno trasmesso e che è andata a lettura e per conoscenza al consorzio di pesca e al presidente. I pescatori del Polesine sono molto preoccupati per il loro futuro e per il proprio lavoro. Da diverso tempo le lagune versano in situazione precaria e sarà difficile garantire un reddito sicuro a 1500 famiglie che vivono di questo territorio, e fondamentalmente chiedono 4 cose. 4? E quindi sono neanche tanto... Vabbè, però noi riportiamo, e ci fa piacere naturalmente riportarlo, e massima solidarietà con gli operatori ittici. Infatti c'è stato appunto questo incontro mercoledì, che era ieri alle ore 11, e la prima richiesta è la stesura di una chiara redazione sullo stato delle lagune. La seconda, l'applicazione di un piano programmatico da attuarsi immediatamente con l'acquisto di semina e prodotto mezzano al fine di ripopolare le lagune ormai vuote. Terzo, il ridimensionamento delle zone di ingrasso, che devono essere meno numerose in termini numerici ma di maggior dimensioni. E poi c'è la cosa forse più importante, visto che è veramente una protesta che vuole raggiungere i vertici del consorzio, le dimissioni immediate di tutti gli attuali responsabili delle lagune e soprattutto di coloro che gestiscono la sacca degli scardovari, la cui evidente incapacità ci ha portati a tale situazione. Allora, che dire, innanzitutto noi stiamo riportando la notizia come ce l'hanno passata e come la velina appunto sta, però e tanto noi siamo arrivati quasi a 300 puntate e penso già dalle prime puntate parlavamo, attenzione, non mangiamoci quest'altra importante risorsa che appunto sono le vongole. Già tanti treni sono passati, già tanti treni abbiamo perso, abbiamo sempre paragonato l'abbigliamento e poi altre cose, la centrale eccetera. Fatto sta che secondo me non me l'aspettavo che ci fosse appunto questa tantissimi pescatori questa protesta verso appunto i vertici del consorzio. Che dire, innanzitutto è una delle realtà più importanti del nostro territorio, sta creando ricchezza per tutto il delta del Po,
tutti i nostri paesi, non solo Porto Tolle, ma Porto Viro, Taglio di Po, Ariano, Rosolina, stanno vivendo di questo. Quindi non mangiamoci anche questa ulteriore risorsa che Certo. anche perché i treni passano una volta sola e poi la fortuna si prende per il ciuffo e non per la nuca, eccetera eccetera, e poi non ci sono più le stagioni come una volta e tutti i luoghi comuni che ci sono. E comunque le 4 richieste, che secondo me non sono esorbitanti ed esose, è giusto che i vertici del consorzio prendano in considerazione, siamo convinti che lo faranno, e quindi lunga vita al consorzio da una parte e il lavoro dei pescatori dall'altra. Certo, e manteniamo questa cerchiamo di questa mantenere, realtà, ecco, che è veramente una risorsa importante per il nostro territorio, come lo è l'agricoltura, come lo è stato, insomma, per fino a qualche anno fa, diciamo, l'abbigliamento, i laboratori di confezione che c'erano, numerosissimi, che non esistono più, insomma. Ecco, questa è una realtà sicuramente da tutelare e da mantenere in vita. Sicuramente questa è una cosa che non dobbiamo lasciarci scappare. Allora, abbiamo così concluso il nostro primo argomento. Vuole aggiungere qualcosa? Non so. Che è un po' di musica. Un po' di musica, vai. Ci sentiamo tra pochissimo. E siamo così rientrati, no? Stiamo ridendo perché durante lo spazio fuori onda, insomma, sono saltate fuori delle cose molto divertenti, insomma, che non so se comunque non possiamo evadere radiofonicamente. Vabbè, allora, secondo titolo: AstraZeneca, sì o no? Questo diciamo vaccino, ecco, lo dobbiamo prendere, sono sorti un sacco di contraddittori, fa bene, fa male, ci sono state degli effetti delle complicazioni, collaterali su non tantissime persone, però qualcosa è successo. E quindi chi siamo noi? Noi naturalmente non ci mettiamo in questo labirinto per poter parlare di AstraZeneca, no, però siccome un'agenzia di stampa ci ha chiesto di fare un servizio proprio a Portoviro su AstraZeneca e cosa ne pensano le persone di Portoviro, allora sono andato io con la mia telecamerina e ho chiesto un pochino in giro cosa è venuto fuori. Sicuramente è un sondaggio certamente non scientifico, diciamo che ho intervistato una quindicina di persone, però tutti, innanzitutto una cosa, secondo me stanno gestendo questo discorso di AstraZeneca a livello nazionale e forse anche a livello europeo in maniera veramente dilettantistica, perché poi aspettare oggi perché dicano che si può o no AstraZeneca vuol dire solo creare il panico tra la gente, eccetera. Però arriviamo a quello che ho sentito a Portoviro in particolare su questo vaccino. Allora, tutti quelli che ho sentito, a parte 2 signore che dopo appunto vi spiegherò, hanno detto: mi a me il fasso, io me lo faccio, sono tutti disposti a rischiare quel minimo di percentuale che potrebbe essere letale pur di venirne fuori. Quindi questo dimostra l'esasperazione che abbiamo tutti per quanto riguarda questa pandemia. Veramente non ne possiamo più. Poi oltretutto si aggiunge la zona rossa da una parte, un governo che dice tutto il contrario di tutto nell'arco di 24 ore, quindi decisamente la gente allo sbando non ne può più. Quindi tra l'altro attenzione nostri governanti, che quando la gente si arrabbia diventa anche cattiva, quindi cercate di gestirla in maniera un pochino più professionale e anche un po' più scientifica il tutto, ma come sempre chi siamo noi per poter giudicare? Comunque io su 15 persone che ho intervistato, 14 hanno detto: io a prescindere da quello che viene il vaccino lo faccio, anche se AstraZeneca. Però una signora ha detto: io farei volentieri anche Johnson & Johnson. Sai che Johnson & Johnson si pensa abbia come effetto collaterale che quando vai in bagno fai le bolle. Le bollicine? Sì. Questa è una battuta, scusate. Tipo vasca da bagno. questa ci stava, insomma, l'abbiamo detta perché non è molto radiofonica, però dai, se no cerchiamo un po' di dai. Johnson & Johnson è famoso per il shampoo. Torniamo seri, dai. 2 signore ci hanno detto, le uniche sulle 15 persone: noi vogliamo morire di Covid ma non di vaccino. Vabbè, naturalmente
su quello che pensano le persone, naturalmente abbiamo tutti il massimo rispetto. A me comunque se domani mi chiamano e mi dicono devi fare AstraZeneca, la faccio. La fai? Sì. Senza nessun problema. Vabbè. Allora, comunque questo è il tutto. Comunque Portoviro, come sempre quando fai le interviste, è la numero 1. È la numero 1. Io vado ad Adria, vado a Sì. Pototolle, vado a Taglio di Po, vado a Rosolina, Sì. Però come rispondono quelli di Portoviro, io mi diverto e mi diverto. Personaggi molto decisi Sì. sulle risposte che devono dare. Insomma. Faccio un ultimo appunto. Sì, dai. Su queste interviste. Qualcuna l'ho tagliata perché poi c'è sempre una deriva erotica che a Portoviro, specialmente per le persone anziane. Che anche questa non è molto radiofonica, insomma, che non si Però può dire. ha di insomma. buono Portoviro che risponde in maniera colorita. Vabbè, dai. Ok, allora abbiamo così sondato questo Non è scientifico, AstraZeneca, esatto, insomma, abbiamo fatto un po' qualche intervista. Ha fatto il nostro Leandro Maggi proprio nella giornata di ieri, vero? Esatto, Per ieri dire, c'era mercato, al quindi ho mercato, approfittato. quindi ha fatto questa incursione al mercato, quindi, e questo è il risultato che ne è saltato fuori. Va bene. Ok, ci sentiamo tra pochissimo allora per continuare Made in Polesine. E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Vi ricordo come sempre, perché è doveroso farlo tutte le settimane, la prima messa in onda è il giovedì, e quindi dopo durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe Rovigo. Adesso altro titolo: mercati e negozi tra difficoltà e voglia di ripartire. Ecco, ci aggiungo anche tra difficoltà, voglia di ripartire e anche poca solidarietà tra negozi. Allora, perché? Allora, ne abbiamo parlato prima nel post precedente, era il mercato di Portoviro, e già che c'ero chiedo per l'AstraZeneca e poi anche chiedo per come va il mercato. E sappiamo che i mercati adesso sono in versione ridotta perché possono esserci solo gli alimentari, frutta e verdura e fiori e basta, quindi era un mercato veramente ridotto, però in ogni caso c'era gente, ho sentito i commercianti mi dicevano che ciò nonostante, essendo poi loro del settore che sono stati meno penalizzati, specialmente alimentari eccetera, non ho fondamentalmente mai chiuso. Sì. Il 2020 non è stato così disastroso, però stessa cosa non si può dire dei negozianti. I negozianti stanno veramente soffrendo. In zona rossa sappiamo che tanti negozi sono chiusi e anche lì c'è il massimo della confusione, perché ce ne sono negozi che vendono abbigliamento ma però vendendo intimo possono vendere, Sì. altri che non vendendo intimo devono essere chiusi. Ci sono negozi di abbigliamento e calzature che sono chiusi, mentre gli stessi negozi di calzature che magari hanno l'articolo sportivo possono vendere, e anche qua c'è la massima confusione. E oltretutto, visto che l'abbiamo detto come sottotitolo, c'è il discorso che c'è poca solidarietà fra i negozianti, perché per esempio proprio ieri c'era un post di una commerciante di Taglio di Po che si lamentava che sono arrivati i vigili perché un loro concorrente, che era chiuso perché non aveva articoli sportivi, ha mandato i vigili dicendo ma perché quella è aperta e io no, eccetera eccetera eccetera. Sì. Quindi ce l'hanno fatta in un anno a creare, come si dice, poca solidarietà da una parte e una guerra tra poveri che sicuramente non fa bene a un momento come questo, dove effettivamente ci vorrebbe da una parte più solidarietà, dall'altra parte molti più ristori e dall'altra parte molto più certezze. Ecco. La certezza è la cosa che La manca. certezza proprio manca assolutamente, come in ripeto, assoluto. perché un negozio che più o meno ha la stessa Tipologia, codice sì. Ateco, tipologia eccetera, può rimanere aperto, e no perché magari c'è un cavillo che glielo permette. Questo qua insomma non va bene. Poi dopo chiudo la parentesi perché oggi sono abbastanza critico. Cioè, secondo me dal 2018 magari che i negozi avessero un po' di assembramento, perché magari perché sì. o non girano per i negozi, però
qualsiasi negozio ti può dire e può garantire, qualsiasi negoziante, che sono 10 anni a questa parte che i negozi sono fondamentalmente chiusi, averne clienti che entrano in massa, ma neanche durante le svendite. Sì, quindi, sì, è vero. quindi, manca anche la materia prima, ma no, poi se vogliamo, sono, ecco, sì. manca la materia prima, ci sono fattori esterni tipo la concorrenza online, tutto quello che Esatto, vogliamo, sì, sì. la gente che spende da altre parti perché ci sono altre priorità e quindi appunto che sembramento che faccia un negozio di abbigliamento che quando è bravo vede 50 clienti in una settimana. Vabbè, insomma, è sempre, è sempre la storia dei ristoranti aperti a mezzogiorno e non alla sera, non cambia più di tanto. Esatto. Insomma, però, insomma, ma chi siamo noi? Noi vabbè. forse probabilmente rappresentiamo l'italiano medio che certe cose non riesce a capirle e ce ne vantiamo di essere italiani medi. Dai. Allora, abbiamo concluso, sì. Certamente. Ci sentiamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine e adesso un altro titolo, questo è il penultimo titolo di oggi, restyling di Rosolina Mare. Devo dire che si sta un po' ristrutturando cosa è successo? tutto l'Ambaradan. È successo che martedì vado a Rosolina Mare per una questione mia personale e vedo che c'è una ruspa che sta buttando giù tutto lo stabile dove praticamente si fermavano le corriere, sai, a U praticamente. Sì. O ferro di cavallo e allora naturalmente ho fatto un po' di riprese, c'avevo pure il drone perché chi non gira senza drone Casualmente io non so adesso uno che gira che aveva in giro senza drone, ma chi è? Non si può. E quindi ho fatto le mie immaginine dall'alto, bello, quindi praticamente in una giornata ho cancellato 50 anni di storia, questo ci fa piacere. E naturalmente cosa ho fatto? Ho chiamato il sindaco di Rosolino, gli ho detto: sindaco, mi vuole spiegare cosa succede? Allora gentilmente mi ha accettato nel suo studio e mi ha spiegato che c'è questo progetto finalmente dopo una richiesta fatta 10 anni fa, fine 2010, quindi quasi 11 anni fa. Una cosa veloce proprio. Esatto, una roba veloce. Eh. Purtroppo ci spiegava il sindaco che non è colpa dell'amministrazione, ma purtroppo è colpa della burocrazia che passa attraverso il demanio, eccetera. E quindi sorgeranno negozi sotto e un paio di appartamenti sopra a questo stabile, e questo ci fa piacere finalmente ristrutturare la Piazzale Europa, che effettivamente, specialmente dove ci sono i negozi e i ristoranti, siamo fermi agli anni 50, quindi perciò lì non sia mai stato toccato niente, insomma. Allora mi spiegava anche perché non era mai stato toccato niente. Qualcuno, io per primo, forse giudicavamo superficialmente il fatto, magari perché non vogliono spendere, eccetera, e c'è un problema veramente di demanio. Allora ci diceva il sindaco, che ricordiamo è il sindaco Vitale, ad ottobre si andrà a votazioni, è la seconda legislatura, quindi non potrà più essere rieletto, e mi diceva: forse entro la mia legislatura riusciremo a demanializzare tutta l'area, cioè praticamente di farla diventare area privata, poterla vendere ai privati e finalmente far costruire una specie di zona commerciale importante fatta bene in Piazzale Europa, che effettivamente adesso l'è brutta. Sì. L'è brutta, è proprio brutta. Sì, è rimasta proprio come è rimasta anni 50, anni 50, quindi si vedono ogni tanto cartoline degli anni 50, sono ancora uguali, quindi sarebbe ora, e giustamente, ripeto, ci ha spiegato il sindaco, non è colpa delle amministrazioni, ma è colpa di una burocrazia che ha un passo lento con un mondo che va a 400 all'ora. Quindi faccio anche un altro inciso, stiamo morendo tutti di burocrazia. Quindi la burocrazia, Draghi, se deve fare una cosa, secondo me, prima di tutto, più dei vaccini, deve smaltire la burocrazia, perché in Italia è indecente. Virgola, questa è una parentesi. Questa è una cosa, è una realtà, insomma, Esatto. che già da anni, insomma, noi stiamo sottolineando. La burocrazia sta fermando veramente l'Italia. Sta fermando tutto. Poi adesso, con la paura che ha qualsiasi funzionario di far qualche mossa, perché dopo arriva la magistratura e ti mettono in galera oppure devi pagare in solido, ancora più lenta. Esatto. Quindi, comunque finalmente Rosolina si sta dando una mossa e questo ci fa piacere. Bene, anche perché è una realtà, insomma, qua vicino a noi, insomma, bella, quindi, Rosolina è bella. Fa piacere a tutti quanti che Rosolina si sviluppi in maniera, insomma, come deve essere, ecco. Come deve essere. Bene. Non ha niente da invidiare a Jesolo, a Sottomarina. I lidi li abbiamo già superati. Sì. I lidi ferraresi li abbiamo già superati. Però abbiamo Jesolo come punto di riferimento. Non ci arriveremo mai, però
Possiamo partire intanto. Ci sentiamo tra poco. E miei cari, questa è Made in Polesine, ma restiamo sempre come nel punto precedente a Rosolina, però ci spostiamo a Rosolina Paese. Centro. Paese, non Rosolina Mare, e parliamo di queste colonnine per la ricarica delle auto elettriche che noi abbiamo visto, io e te in modo particolare. Esatto. Questa settimana abbiamo fatto un giro e siamo andati a vedere e sono veramente molto, molto belle. Peccato non ci sia ancora nessuno che fa la ricarica, perché le auto insomma sono ancora pochissime in giro, però è una bella realtà, diciamolo. Allora, innanzitutto spieghiamo dove c'è la RSA, la Rosa dei Venti, che è la casa di riposo di Rosolina, che tra l'altro è gigantesca. Chi non l'avesse mai vista, è vicino alla stazione dei treni, ma è veramente gigantesca, è una struttura bella, grande, importante, imponente. E lì vicino ci hanno fatto una serie di colonnine, ce ne sono 9, che possono caricare 4 auto contemporaneamente, quindi c'è il posto per 36 auto, ed è la più grande centrale di ricarica elettrica per macchine elettriche del Veneto. Vabbè, da noi ce ne sono poche macchine elettriche, ma si spera arriveranno. Ma volevamo sottolineare, Rosolina, c'è effettivamente questa bellissima realtà, però hanno aperto sia Portoviro sia Taglio di Po, non so se hanno già aperto o le apriranno fra pochissimo anche Porto Tolle, quindi sta diventando una realtà. Ecco, probabilmente quando ci saranno anche le colonnine in funzione, con la possibilità di caricarle in maniera veloce, aumenteranno anche le macchine elettriche. Penso comunque siano già in funzione queste. Sì, sono in funzione, non ci sono le auto. Come dicevi tu, mancano ancora le auto, perché è una realtà che sta andando molto, molto a rilento, diciamo. C'è l'uso dell'auto elettrica, anche perché c'è il limite dell'autonomia. Esatto, sì. E poi la ricarica, insomma, che richiede qualche ora, a meno che non fai come abbiamo già detto la ricarica veloce, che però insomma non ti dà molta autonomia. Sì, ma probabilmente le auto elettriche ci faranno cambiare anche la prospettiva degli spostamenti, nel senso che noi siamo abituati, la macchina la parcheggiamo e poi deve essere subito pronta, invece adesso probabilmente ci sarà un discorso ogni volta che deve andare in un posto, invece di parcheggiarla, andrai a caricarla, lasci lì quell'ora per la ricarica, e intanto vai a fare le tue cose. È un altro modo di pensare, un'altra filosofia degli spostamenti, vedremo se riusciremo ad accettarla, e questo comunque è un fatto positivo. C'era purtroppo un articolo di un tecnico dell'Audi che diceva che le auto elettriche inquinano più delle auto, perché poi dopo per far corrente ci vogliono le centrali. No, si diceva che è un modo per spostare l'inquinamento dal centro città in zona periferica, dove verranno costruite per forza di cose delle centrali, o comunque delle realtà dove produrre comunque l'energia elettrica, quindi non ci saranno più diciamo l'inquinamento, ci sarà più l'inquinamento in centro, perché le auto andranno saranno elettriche, ma per produrre l'elettricità ci sarà bisogno di fare, e ci sarà un buco dell'ozono gigantesco, e quindi sicuramente non verrà risolto il problema dell'inquinamento con le auto elettriche in questo caso. Vabbè, comunque chi siamo noi, sarà quel che sarà, eccetera eccetera eccetera, e non ci sono più le stagioni come una volta. No. Questo non c'entra niente, però è vero. Noi viviamo di luoghi comuni. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali, scusateci. Non siamo cattivi. E siamo così, miei cari, giunti in conclusione dell'appuntamento anche quest'oggi. Made in Polesine si ferma qua, l'appuntamento è arrivato per la prossima settimana. Come sempre vi ricordiamo la nostra rassegna stampa, anzi, io dico la nostra perché in qualche modo è trasmessa anche da Radio Diva, però la rassegna stampa prodotta è realizzata da Leandro Maggi tutti i giorni su Made in Polesine, eccetera. Quindi mi raccomando, seguiteci e fate i bravi, e vogliateci bene. Ci sentiamo la prossima settimana. Un ringraziamento a Radio Diva, un ringraziamento a Radio Colbe e un ringraziamento anche a Made in Polesine Web TV, e anche a Leandro Maggi, che è lui che ci prepara tutta la scaletta, tutti i titoli e tutto quanto, insomma. E naturalmente al grande editore Davide Milan, e noi la trasmettiamo, dai. Ok, vabbè, dai. Allora,
Il nostro classico countdown 3, 2, 1, Chapeau, ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.